un po' di dimmes che noi, sai? Vieni, avvicinati Gianluca, che andiamo a presentare qua. Oh, Gianluca tornerà più tardi, sia col mini gruppo folk e poi anche qualche ballo per tutti. Andiamo nel settentrione della nostra isola, in una subregione storica che molti chiamano Logudoro. Io personalmente, che qualcosina l'ho studiata, la chiamo Coros. E a proposito di Coros, un cuore batte fortissimo in uno di quei centri e lo fa ininterrottamente dal 1974. Un gruppo folk che ha portato e continua a portare la nostra isola in giro per il mondo, organizza un bellissimo festival e ne parleremo anche con loro. Mi accompagnate con un applauso l'ingresso del gruppo folk Itiri Cannedu. Grazie Gianluca. Buonasera. Una bella storia, quella del gruppo folk Itiri Cannedu, che attraversa veramente questi 45 anni di storia ininterrotta. In questi 45 anni anche per loro ci è voluto quel rinfrescata, quel giusto ricambio generazionale. I musicisti qua che stanno prendendo possesso della postazione, diamo loro il tempo. Francesco Deiana, che vieni qua Francesco, che qua è conosciuto anche a Oruna, e parlare velocemente di quella che sarà Itiri Folk Festa targata numero 34, che inizierà come anteprima ad Alghero e poi... Buonasera a tutti, è un piacere essere qua stasera ad Orune dopo 9 anni di assenza dai palchi runesi, per rinnovare la nostra amicizia col gruppo Sant'Allulla. Possiamo considerare il gruppo Sant'Allulla come un fratello minore, perché quest'anno noi festeggeremo i 45 anni di vita associativa nella 34esima edizione del Itiri Folk Festa. L'apertura sarà ad Alghero giovedì 18, per proseguire nelle 3 giornate 19, 20 e 21 ad Itiri, e la grande chiusura a Tiesi, in collaborazione con Santo Giovanni di Tiesi. È una edizione particolare perché è un compleanno molto sentito e i vecchi componenti del gruppo tornano spesso per aiutarci, ma soprattutto in questa occasione daranno una mano ancora più volentieri. Ospiteremo 12 gruppi stranieri nell'arco delle 3 giornate, più gruppi isolani, le maschere di Fondi e di Siniscola. Grazie a Caetano e buona notte a tutti. E noi saremo sicuramente ad Itiri, ad Alghero, a Tiesi, a far festa insieme a Itiri Cannedu. Vi presento anche quelli che daranno suono ai suoni e voce alle voci, e sono la voce di Giovannino Marreu, la chitarra di Tore Mazzau, l'organetto diatonico ma anche fisarmonica del grande Dottore Chessa. 2 i balli, Saludoresa, essa danza, Itiresa, Itiri Cannedu.